diciamo, questi riti sciamanici, queste vostre curiosità a volte possono essere, diciamo, pericolose, soprattutto quando si fa uso di sostanze psicotrope che possono creare delle allucinazioni e portare, diciamo, il nostro io a disintegrarsi. Ecco, questa è una cosa che vi raccomando. Ci sono delle varie modalità di vivere, delle esperienze che dilatano, che amplificano la conoscenza, ma non usate droghe psicotrope, non usate soprattutto gli allucinogeni, perché sono pericolosissimi. Lo sciamanesimo lasciamolo nei luoghi d'origine, lasciamolo appunto agli indigeni che lo praticano, quindi non so, nell'America del Nord, in Russia, in Asia. Noi pensiamo a delle cose più pratiche, pensiamo alla montagna terapia, pensiamo alla musicoterapia classica, oppure anche con i suoni della natura. Pensate ragazzi al vostro bene, pensate il bagno nella foresta, magari siete in coppia con gli amici, con la fidanzata, una bella passeggiata nella foresta e vi ritempra. Ecco, quindi pensiamo a cose che ci possono stare, che possono dare del beneficio reale, scientifiche, perché purtroppo in questi rituali di scientifico non c'è niente ragazzi, qui ci sono gli imbonitori, gli imbroglioni, coloro che vi spellano oppure che vogliono non il vostro bene ma il vostro male. Ecco, quindi ragazzi, mi raccomando, cercate il bene, l'amore per voi stessi. Ecco, la cosa che dico sempre ai ragazzi che seguo, ma anche i miei colleghi dicono, insomma, è il bene per voi. Fate il vostro bene, tagliate i rami secchi, fate il vostro bene, quindi fate cose che, a parte essere, diciamo, concretamente corrette dal punto di vista penale o giuridico, siano bene, vi diano un beneficio profondo. Ecco, io insisto nel darvi questo messaggio, nel trasmettervi questo messaggio, e quindi imparate a seguire le vie corrette, ecco, le vie del bene. E perché tante persone si rivolgono a questi sciamani? Qual è il problema principale secondo lei nel XXI secolo? Sì, il problema principale è sicuramente un problema, fra i più grandi, è proprio quello della conoscenza, no? Della insicurezza. Io voglio conoscere, voglio espandere, voglio fare esperienza, però ragazzi l'esperienza va meditata, va misurata passo per passo. Non crediamo nelle cose troppo elevate, facciamo dei passetti piano piano, cerchiamo di insisto ancora nel volere il nostro bene, quindi misuriamoci con le nostre capacità, le nostre forze, non osiamo, non cerchiamo di andare oltre, perché questo è tipico della gioventù, no? Quando ero ragazzo anch'io facevo delle cose estreme, ora non le faccio più, perché poi le cose estreme si possono tramutare in tragedie, e quindi soprattutto quando noi prendiamo o usiamo degli allucinogeni, possiamo entrare in uno stato, in una condizione veramente di grave disagio, di grave sofferenza, che poi ci può portare a dei danni irreversibili a volte, oppure in certi casi anche a morte.